L'UDC stacca la spina al governo lombardo e questo quanto scaturito poche ore fa nel corso della riunione del coordinamento regionale che il partito di Casini ha tenuto a Messina alla presenza del coordinatore il senatore Giampiero D'Alia e del capogruppo all'Arso onorevole Giulia Adamo. All'ordine del giorno dell'incontro di stamani proprio il punto che prevedeva la fuoriuscita dalla maggioranza che sorregge il governo lombardo. L'UDC ha ritirato in conseguenza di ciò anche il suo assessore tecnico nominato a suo tempo Piraino. Già da diversi giorni un botta e risposta tra D'Alia e Lombardo non lasciava prevedere nulla di buono. L'UDC non è soddisfatto dell'azione politica di questo governo, ha così deciso di chiudere la porta a Raffaele Lombardo che proprio oggi incontrerà il capo del governo Monti nella speranza che oltre ai sacrifici arrivino per la Sicilia anche le risorse finanziarie per lo sviluppo del territorio. Al vertice regionale di stamani dell'UDC presenti anche i sindaci delle città di Agrigento, Zambuto e quello di Porto Empedocle, Firetto, da noi raggiunto telefonicamente. È una scelta che giunge dopo mesi di travaglio che ha vissuto la deputazione regionale, ma non solo, l'UDC nel suo complesso. Un momento in cui si apre un 2012 che presenta prospettive buie non solo per l'Italia, ma se possibile di più per la Sicilia. Ci saremmo attesi un governo che sul piano delle riforme e sulle iniziative di crescita per la Sicilia facesse qualche cosa di più. Chiedete un governo politico oppure completamente uscite da ogni tipo Io di credo che il tema non sia neppure il governo politico o il governo dei tecnici. Del resto devo dire che conosco personalità all'interno di questo governo che sono sicuramente brillanti. Il tema è un altro: passare da un'idea di governo del presidente, per cui si ha un presidente politico che governa un gruppo di tecnici, taluni dei quali assolutamente di livello irrispettabili. Noi pensiamo che di fronte a una vicenda di questo tenore si debba passare ad una fase altra, che affronti le riforme di cui la Sicilia ha bisogno, che metta in campo politiche di crescita. E non lo si può fare con una maggioranza che in questo momento è indubbiamente debole.